Oggi parliamo del grande Lucio Battisti. Dunque, Lucio Battisti nasce a Poggio-Bustone, in provincia di Rieti, nel Lazio, il 5 marzo 1943 ed è mancato a Milano il 9 settembre 1998. È stato un cantautore, produttore discografico e arrangiatore italiano. È considerato uno dei maggiori cantautori italiani, nonché tra i massimi innovatori nel campo della musica leggera e del pop italiano. Vendette complessivamente 25 milioni di dischi. I genitori di Lucio Battisti, che vediamo in diapositiva, una sua foto su un suo album, Il meglio di Lucio Battisti. Dicevo, i genitori portavano entrambi il cognome Battisti. Il padre, Alfiero, era impiegato al Dazio. La madre, Dea, era casalinga. A Battisti venne dato il nome Lucio in ricordo di un suo fratello Lucio morto in tenera età. Nel 1947 la sua famiglia si trasferì nella frazione Vasche del comune di Castel Sant'Angelo, sempre in provincia di Rieti, e nel 1950 a Roma, in piazzale Prenestino 35. A seguito della promozione in terza media, Battisti chiese in regalo ai genitori una chitarra che cominciò a suonare da autodidatta, aiutato sporadicamente da un elettricista amico di famiglia. L'interesse per la chitarra crebbe in lui fin quando nel 1961 iniziò a dedicarcisi suonandola giorno e notte. Questa passione lo portò di conseguenza a trascurare gli studi, però nel 1962 si diplomò regolarmente perito elettronico. Nel tempo Battisti si costruì e coltivò una vasta cultura musicale, traendo soprattutto ispirazione da artisti come Ray Charles, Otis Redding e la musica afroamericana in generale, poi Beatles, Donovan e Bobby Dylan. Il periodo di gavetta di Battisti ebbe inizio quando entrò a far parte come chitarrista nel gruppo Gli Svitati, il cui leader era il pianista e cantante Leo Sanfelice. Successivamente, nell'autunno del 1962, all'età di 19 anni, cominciò a suonare a Napoli con i Mattatori. La mancanza di soldi, sullo spirare dell'anno, lo portò tuttavia alla decisione di tornare a casa. In seguito fece parte dei Satiri, gruppo romano che accompagnava Enrico Pianori e che spesso suonava a Roma nei night Cabala. Nello stesso locale si esibivano i Campioni, che dopo l'abbandono di Bruno De Filippi
erano alla ricerca di un chitarrista. Una prima offerta era stata avanzata ad Alberto Radius, che però rifiutò. Così il leader della band, Roby Matano, decise di offrire il ruolo a Battisti, il quale accettò. Si trasferì quindi a Milano, principale zona di attività della band, e gravitò nell'ambiente che ruotava intorno al club Santa Tecla. Fu proprio Matano che ha più volte rivendicato una sorta di primogenitura nella scoperta del talento di Battisti, a spronarlo a scrivere canzoni. Nacquero alcuni pezzi, alcuni con testi e musica di Battisti e altri con testi scritti da Matano, ma depositate a nome di Battisti perché l'amico non era iscritto alla SIAE. Molti dei brani rimasero per lo più sconosciuti o addirittura mai pubblicati. Alcuni di questi furono successivamente rimaneggiati e da Battisti sulla base di nuovi testi di Mogol, come Non chiederò la carità, poi divenuto mi ritorna in mente. Dopo aver sostenuto varie audizioni, i cui esiti furono in maggior parte negativi, il 14 febbraio 1965 ottenne un appuntamento con il discografico Franco Crepax. Durante il provino fu notato da Christine Leroux, un'editrice musicale di origine francese, giunta a Milano negli anni 60, con titolare Cornelio Borroni, delle edizioni musicali E.I. e Chris Leroux. Rimase colpita dalle vocalità di Battisti e fu proprio lei a procurargli un appuntamento con il paroliere Giulio Rapetti, in arte Mogol. Quest'ultimo era inizialmente scettico, tuttavia rimase colpito dall'umiltà del cantante e gli garantì che avrebbero qualche volta lavorato assieme, non per scrivere canzoni, ma per fare degli esperimenti. Superati i dubbi iniziali, i due iniziarono a collaborare e nello stesso anno scrissero insieme il primo brano, Ehi ragazzo, inciso poi nel 1968 dall'Equipe 84. Il sodalizio, ormai formato, continuò con la scrittura di alcuni brani che Battisti, scettico egli stesso delle proprie doti vocali, si limitava ad affidare ad altri interpreti, che seguiva comunque puntigliosamente quando li affiancava in studio di registrazione. Nonostante si fosse sentito ripetere spesso che se avesse cantato in prima persona le sue composizioni, queste sarebbero state più incisive. Nel 1966 fu convinto proprio da Mogol. I tuoi provini sono sempre più belli delle versioni degli altri, gli ripeteva Mogol. Il paroliere dovette superare non poche resistenze presso la Ricordi, la loro casa discografica, i cui esponenti sostenevano che Battisti avesse una brutta voce, ma alla fine, minacciandolo,
di dare le dimissioni, l'ebbe vinta. Sempre Lucio Battisti, che vediamo in diapositiva, esordì come solista nel febbraio 1966 con il brano Adesso sì, adesso sì, adesso che tu vai lontano, composto e presentato al Festival di Sanremo 1966 dall'esordiente Sergio Endrigo, e la cui versione è contenuta nella raccolta Sanremo 66 della Dischi Ricordi. Seguì il primo 45 giri, Dolce di giorno, da un lato, e Per una lira dall'altro, con modestissimi risultati di vendite. Le due canzoni vennero poi portate al successo rispettivamente dai Dick Dick e dai Ribelli di Demetrio Stratos. Nello stesso anno, durante una permanenza di una settimana a Londra con Mogol, che nell'occasione si incontrò con Bobby Dylan, Battisti fu avvicinato dai produttori dei Beatles attraverso Paul McCartney, che successivamente si sarebbe rivelato un estimatore della musica di Battisti. Erano pronti a investire su di lui per lanciarlo nel mercato americano. Nel 1967 Mogol e Battisti composero 29 settembre, il loro primo brano importante, interpretato dall'Equipe 84 e più volte trasmesso nel programma radiofonico Bandiera Gialla. Il brano si classificò al primo posto nella Hit Parade, diventando quello che è per molti un classico della musica leggera, e poi eccetera, eccetera. E adesso ci ascoltiamo qualche brano di successo di Lucio Battisti, e precisamente E penso a te, I giardini di marzo e La canzone del sole. Ascoltiamoli subito. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te. Le sorrido, passo gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stan cercando, cercando. Scusa, è tardi e penso a te.
t'accompagno e penso a te. Non son stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima, cieli immensi, immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie,
spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima, cieli immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce e il bianco fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me.
Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Ti cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati, prego, la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa? Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o è accesa? Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente.